Presidente, terzo anno consecutivo di Education, una tradizione ormai e un'eredità importante. Assolutamente sì, con orgoglio siamo arrivati al terzo anno, è un percorso assolutamente importante che ci sta dando tanta soddisfazione a noi, alle altre tre banche della federazione e soprattutto la Federazione Nord-Est che sta portando avanti questo percorso importante. È un esempio di educazione finanziaria che chiaramente dà il segno e porta avanti l'aspetto dell'essere nel territorio e di far crescere il territorio insieme, e nel territorio ci sono gli studenti, ci sono le scuole le quali vanno coinvolte, ma soprattutto gli va ribadito quello che è la nostra storia, il nostro percorso e il nostro credo. Che cosa vi portate a casa da questi incontri con gli studenti ogni anno e che cosa vi aspettate anche quest'anno? Ci portiamo a casa una soddisfazione perché vediamo le reazioni dei ragazzi, i giovani hanno reazioni spontanee e vere. Quando capiscono realmente qual è il mondo del credito cooperativo, capiscono quello che è la differenza tra noi e le altre banche. Vi aspettate anche che una parte di questi giovani possano arrivare poi anche nelle vostre banche proprio come lavoratori? Sì, spesso facciamo la battuta, facciamo la domanda e diversi ragazzi danno così la loro assenso, la loro passione nei confronti dell'essere magari collaboratori delle nostre banche, e questo chiaramente fa piacere. È chiaro che sono ragazzi che hanno ancora un percorso di formazione importante davanti, ma che abbiano le idee chiare già da giovani è importante. E ultima cosa, è importante che le banche vadano nelle scuole e poi le scuole arrivino in banca? Sì, una preparazione prima è importante, poi però è importante, credo fondamentale, la presenza all'interno delle banche, all'interno delle filiali, perché anche il assaporare, anche il vivere la nostra vita, il nostro essere dentro le filiali e essere a contatto col territorio è assolutamente un'esperienza importante che sono convinto che rimarrà sempre all'interno degli studenti, e quindi avranno sempre quel distinguo rispetto a quello che è il mondo del credito cooperativo. Ecco, il cuore cooperativo dove si nota in questo progetto? Sì, 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 è proprio il cuore della lunga storia. Noi tra l'altro traguardiamo i 130 anni quest'anno di attività. È un percorso fatto di persone, è un percorso fatto di eguaglianza, di sostegno, di disponibilità, e questo chiaramente è un percorso sul quale dobbiamo, come mondo credito cooperativo, ribadire una storia importante, ma poi anche nell'essere banca nel 2025 è assolutamente importante. Francesco Polo, direttore generale della Federazione del Nord-Est del Credito Cooperativo. Terzo anno di Education. Innanzitutto come sta andando? Sta andando molto bene, è un'iniziativa che ormai appunto, come dicevi, volge alla terza edizione. Da 14 classi che abbiamo coinvolto nel primo anno siamo a 24, quindi un incremento, un risultato sempre di studenti raggiunti. Infatti abbiamo 300 studenti alla prima edizione e 526 quest'anno, quindi l'idea di diffondere sempre più l'educazione finanziaria all'interno delle scuole del territorio. Sta andando molto bene dunque con gli incontri in classe, e adesso i ragazzi, come appunto la giornata odierna, che arrivano in filiale, arrivano in banca, vedono diciamo il funzionamento della banca. Cos'è la cosa più affascinante per i ragazzi delle banche di credito cooperativo? Che affascina i ragazzi è sicuramente il modo di fare banca, questa presenza che gli consente di essere qui, di visitare, di toccare con mano, di avere accesso alla porta aperta del credito cooperativo, ma anche certamente quello che è il sistema di funzionamento, che non è tutto appunto di riferimento così speculativo, di creare valore all'interno del sistema economico solo per gli azionisti, ma per il territorio, per i soci, per il meccanismo appunto del credito cooperativo, che consente questa redistribuzione anche di quanto viene creato all'interno del territorio. Pensiamo a tutte le erogazioni liberali che appunto le banche di credito cooperativo danno sul territorio. Il credito cooperativo e la Federazione del Nord-Est è giovane e parla ai giovani? Sì, diciamo che diverse iniziative vogliono
sempre di più fare riferimento a quello che è anche una base di giovani soci, perché sappiamo benissimo che come il credito cooperativo sta in piedi per per i soci appunto delle banche di credito cooperativo, sempre di più si vuole far creare questa base sociale e quindi il futuro del credito cooperativo sta anche nelle mani di chi si vuole impegnare come socio e quindi come giovane socio che vuole far parte del mondo del credito cooperativo. Quindi la federazione e l'impegno certamente di favorire la creazione di meccanismi che consentano di dare stabilità a quello che è la base sociale del credito cooperativo, ma anche tutte iniziative di sensibilizzazione in tema economico-finanziario per il nostro territorio. Ultima cosa, ricordiamo anche i partner di Education. Sì, i partner di Education sono Irecop, ovviamente le 4 banche di credito cooperativo e la Federazione del Nord-Est che in collaborazione con la Federazione Veneta organizza tutto il sistema di Education che con il finanziamento del fondo sviluppo, che è un'altra peculiarità del 3% degli utili bancari che appunto non vanno a beneficio degli azionisti ma vanno a beneficio del sistema del credito cooperativo, quindi della mutualità, ci consentono di fare questi progetti, quindi in particolar modo con la collaborazione prima e forte di Fondo Sviluppo. I partner di Education, allora l'iniziativa è promossa da noi come Federazione del Nord-Est del Credito Cooperativo, unitamente alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, che insieme per la seconda volta, perché questa è la terza edizione, ma la seconda volta con la collaborazione della Federazione Veneta, abbiamo avviato questo progetto con i fondi di Fondo Sviluppo che fanno sempre parte della mutualità bancaria, del 3% degli utili bancari che le nostre banche destinano a questo Fondo Sviluppo, e il partner diciamo scientifico è l'Università di Padova che cura la formazione insieme a Irecop Veneto, che appunto è fondato da Confcooperative e dalle federazioni delle BCC. Allora, ci ho pensato perché mia mamma, mia zia e mio nonno hanno lavorato in banca, mia mamma ci lavora attualmente e quindi da piccolo mi interessava e adesso seguendo queste lezioni ho imparato un po' come funziona il mondo bancario e oggi è la prima volta dove posso entrare veramente all'interno del mondo che vive mia mamma ogni giorno, infatti sono molto curioso e a fine giornata potrò avere le idee un po' più chiare, diciamo. Che cosa ti hanno spiegato che non sapevi a scuola attraverso questo progetto? Allora, mi hanno spiegato come funzionano gli scambi, le sicurezze che abbiamo all'interno della banca. Infatti oggi la prima cosa che abbiamo fatto dopo una buona accoglienza che abbiamo ricevuto è stata vedere il cavò e è stato molto interessante perché ci hanno dimostrato che possiamo mantenere in sicurezza dei nostri oggetti, dei nostri dati personali senza che vengano a conoscenza altre persone. Che cosa ti aspetti e che cosa sai anche tu del credito cooperativo, se ne sai qualcosa? Allora, nel credito cooperativo ne abbiamo parlato tramite il progetto Education durante queste lezioni e è stato molto interessante perché ho scoperto delle cose nuove che oggi spero di imparare e di certificare e sono pronto a capire un po' meglio come funziona il credito cooperativo. Per quanto riguarda appunto criptovalute, trading online, ne sai qualcosa? Ti interessa? Mi interessa perché sicuramente sarà il futuro e il trading conosco molte persone che hanno iniziato a farlo, anche compagni di altre classi che si sono diciamo incimentate in questo argomento e penso che in un futuro proverò anch'io, proverò a fare qualche corso. La nostra scuola offre qualche corso di criptovalute, qualche corso pomeridiano che sono molto interessanti e penso che prima o poi proverò anch'io a informarmi e a capire un po' come funziona. Voi avete seguito le lezioni appunto quando sono venuti in classe, oggi siete qui in banca, che cosa ti aspetti da questa visita e che cosa hai già capito? Ho capito che è un sistema molto, diciamo, complesso e mi aspetto di imparare nuove cose. Ma nella vita hai mai pensato di venire a lavorare in banca? In realtà sì, però non molto seriamente. Cosa ti piacerebbe fare da grande, tra virgolette? Beh, in banca, direttrice di banca mi piacerebbe. Se no, notaio o commercialista. Ma tu già conoscevi le banche? Hai un conto corrente?
Sì, però essendo minorenne è intestato ai miei genitori. E che cosa ci vorrai fare in questo conto? Quando poi sarai maggiorenne? Quando sarò maggiorenne credo di tenerli là e quando magari per una casa o per in un futuro mi serviranno effettivamente li userò. Cos'è che ti affascina di più del mondo della banca? Diciamo il sistema in cui si spostano i soldi e come tutti li gestiscono. Ok, allora intanto una gita oggi fuori città, ma per vedere una banca. Sei affascinato da questa cosa? Ti aspettavi qualcosa? Non mi aspettavo molto, però già dalla prima visita al Cavò mi ha sorpreso molto. Cos'è che ti è piaciuto, ti ha affascinato di più? Come si apre e il sistema di sicurezza del Cavò. Tu hai fatto il calvi per entrare in banca o perché? Per studiare economia. Non so se mi piacerebbe entrare in banca. Che cosa pensi delle banche? Cioè, avevi un'idea prima di arrivare fino a qui? Non avevo un'idea molto concreta, però sapevo che era un sistema molto grande e complesso. Ecco, e a scuola di che cosa avete parlato in particolare all'interno di questo progetto? Abbiamo fatto degli incontri e a scuola abbiamo anche fatto le lezioni sulla banca per imparare la teoria. Invece i tuoi risparmi dove sono? In un fondo che ha creato mio padre. E pensi che li utilizzerai in futuro in qualche modo? Sì, in futuro magari investirli in qualcosa, vedremo. Education, questo progetto, com'è andata quando sono venuti a scuola e adesso cosa ti aspetti? Gli incontri sono stati molto interessanti perché gli argomenti trattati non vengono trattati ogni giorno e i soggetti che sono stati inviati dalla banca hanno saputo coinvolgerci e raccontare le cose in un modo molto divertente e anche simpatico. Che cosa sapevi del mondo delle banche prima di adesso? Sapevo che era un mondo molto grande, complesso, che è veramente più grande di noi e non saprei mai cosa aspettarmi. E ti piacerebbe in futuro lavorare in banca? In realtà no. Cosa mi dici delle criptovalute? Le conosci? No, però la nostra scuola offre dei corsi in cui si possono imparare questi argomenti non quotidiani e penso che mi iscriverò a qualcuno di questi.